Una giornata lunga e difficile, quella vissuta dalle famiglie che vivono in questo condominio di via Galilei a Due Carrare, svegliate di soprassalto intorno alle 4:30, quando è divampato un devastante incendio nella cucina di un appartamento al primo piano che si è velocemente esteso al sottotetto. Un uomo all'interno è rimasto ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Padova e da Abano Terme. Siamo intervenuti e le fiamme erano già abbastanza ampie e acclamate. Siamo intervenuti con l'autoscala e abbiamo cominciato le operazioni di spegnimento. C'era una persona anche che è rimasta ferita. Sì, la persona è rimasta leggermente ferita ai piedi, un'ustione ai piedi, e la persona era già stata evacuata dall'appartamento ed effettivamente anche tutti gli altri condomini erano già usciti autonomamente dall'appartamento. È stata medicata dal personale del 118. In via Galilei a coordinare le operazioni di soccorso anche il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, che ha aperto la sala comunale a poche centinaia di metri per dare ospitalità alle famiglie. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco, che dopo aver circoscritto le fiamme hanno proceduto con le operazioni di bonifica e verifica sulla staticità dell'edificio. Sul posto anche i tecnici delle aziende del gas e dell'energia elettrica con gli addetti del comune di Due Carrare che hanno lavorato senza sosta per permettere il rientro in casa di 6 delle 7 famiglie residenti. Alla fine l'unico appartamento dichiarato inagibile è quello dove è scoppiato l'incendio. Qui i danni sono molto ingenti. Per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma non abbiamo nulla di certo e stiamo ancora indagando per capire le cause.